L'Istituto Oncologico Veneto ha voluto riconoscere alla figura del professor Chieco Bianchi un tributo per l'eredità che ha lasciato non solo come scienziato luminare dell'oncologia e dell'immunologia, ma anche per la sua nobiltà d'animo. Riconosciuto a livello nazionale e internazionale, ha dedicato la sua carriera alla ricerca scientifica ed è stato mentore di moltissime generazioni di scienziati e docenti. È stato il papà della nostra oncologia, quindi racconterei ai pazienti che oggi abbiamo in cura che grazie anche al professor Chieco Bianchi, all'intuito che lui ha avuto nel corso degli anni, se una squadra di ricercatori può consentire di guardare al futuro con maggiore serenità, per chiunque e per tutte le patologie. Un'intitolazione che non è solo un omaggio al passato, quella dell'Aula Magna, ma un impegno per il futuro, continuare a perseguire l'eccellenza e a rispondere con competenza e umanità ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie. Un atto dovuto intitolare l'Aula Magna dello IOV al professor Chieco Bianchi, perché il professor Chieco Bianchi è stato un po' il fondatore quando parliamo appunto di Istituto Oncologico Veneto, perché sappiamo è stato un pioniere in questo campo, è stato uno scienziato, un ricercatore, quello che ha fondato il centro oncologico regionale, il prima cattedra in questo settore, insomma è stato uno che ha messo le basi per quello che è oggi l'Istituto Oncologico Veneto, ma soprattutto è stato, oltre al professionista, oltre al ricercatore, oltre allo scienziato, è stato una persona, un uomo, una persona gentile, una persona che ha messo l'umanità e la relazione al centro della sua professione. Chieco Bianchi è riconosciuto a livello nazionale e internazionale come grandissimo scienziato. Può essere considerato il padre dell'oncologia moderna, ma dietro ad ogni figura, ad ogni grande scienziato c'è anche l'uomo, la parte umana. E Chieco Bianchi è ricordato da tutti come un uomo gentile, un uomo elegante, è stato un ottimo insegnante, ha lasciato una scuola dietro di sé, era sempre molto proattivo nei confronti degli studenti e anche molto generoso, e non è una cosa da poco di condividere tutte le proprie conoscenze. Era anche un grande clinico, quindi con una grande umanità verso i pazienti, e un amante dell'arte, un amante del bello, e ci ha lasciato di fatti una grandissima collezione nel nostro dipartimento, proprio perché riteneva che anche nella sofferenza e nella vita di tutti i giorni, come può essere quella di un ospedale dove effettivamente ci sia la sofferenza, ci deve essere anche del bello. E quindi questo collegamento tra l'arte e la scienza tratteggia proprio la figura di un uomo completo, e così ci piace ricordarlo. E sarebbe stato contento di vedere tre donne oggi a celebrarlo? Sì, sarebbe stato contento, perché anche in questo Chieco Bianchi era un precursore, riteneva molto e credeva molto nella parità. E poi non dimentichiamoci che Chieco Bianchi ha avuto tre figlie e una moglie, per cui ha passato una vita circondato da donne.